Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Un altro magistrato di Catania boccia il nuovo decreto sui migranti. Intanto Salvini torna a condannare la giudice apostolico apparsa con il marito in un nuovo video al sit-in di 5 anni fa. Al via la campagna vaccinale contro l'influenza. Gli esperti raccomandano di somministrare il vaccino ai soggetti più fragili, senza dimenticare il rischio Covid. Stop all'idea della riforma della sanità in Sicilia. Mancano i soldi per dar vita a 6 nuove aziende ospedaliere e tutto si ferma, almeno per il momento. A Messina è in arrivo un mese difficile per la mobilità. Da oggi partiti i lavori di bitumazione delle strade principali e sempre da oggi viene istituita l'isola pedonale permanente sul viale San Martino. L'area che circonda Fontana Rossa degradata da spazzatura ed erbacce, pessimo biglietto da visita per chi arriva a Catania. Calcio, il pareggio interno del Catania con il Latina fa riaffiorare i problemi già visti prima della vittoria di Caserta. Al Massimino finora per gli etnei solo una vittoria su 4 partite. Il Messina, battuto da Sorrento sul neutro di Potenza, prova sottotono dei peloritani che torneranno in campo mercoledì sera nel recupero contro la Casertana. Bentrovati in apertura, diamo un pensiero anche noi alla situazione in Medio Oriente dopo l'attacco di Hamas sabato con la pioggia di razzi su Israele, migliaia tra morti, feriti, ostaggi. Sentiamo il presidente della comunità ebraica di Livorno, Vittorio Mosseri. Agli amici siciliani invito a guardare Israele con attenzione perché quello che noi stiamo subendo oggi è una cosa che abbiamo già subito 80 anni fa e non vorremmo di nuovo subirla per mano di musulmani fanatici che cercano in tutti i modi di annientarci. È evidente che la nostra preoccupazione è altissima, qui in Italia è altissima, ma altrettanto alta è la fiducia che noi abbiamo nei confronti delle forze dell'ordine che hanno deciso di aumentare le attività di sicurezza nei nostri confronti, nelle nostre sinagoghe, nei nostri musei, nelle nostre scuole. Vedere ammazzare dei bambini, vedere stuprare delle donne, rapire dei bambini, farne ostaggio come scudi umani è veramente un attacco alla civiltà, non è un attacco soltanto a Israele. Adesso le notizie della nostra regione. Un secondo giudice a Catania non convalida il trattenimento di altri migranti, 6 in questo caso nel CPR di Pozzallo. Dopo il nuovo video della magistrata apostolico a sit-in di 5 anni fa, Salvini inasprisce gli attacchi. Roberta Lunghi. Il giudice Rosario Cupri dopo la collega Iolanda Apostolico, con il comune denominatore di un provvedimento emesso sempre dal Tribunale di Catania che disattende il decreto Cutro esattamente come fatto dalla giudice apostolico il 29 settembre. Si aggiungono fatti, dunque, la gigantesca querelle che proprio a suon di video che spuntano come funghi, ieri sera il terzo, sempre legato alla presenza della Apostolico al sit-in di protesta del 2018 al porto di Catania, indetto per il caso Diciotti, sembra orientare solo allo scontro politico, mettendo in un cantuccio i provvedimenti dei giudici. L'ultimo, di Rosario Crupi, riguarda la non convalida del trattenimento di 6 migranti a Pozzallo disposto dal questore di Ragusa. Il giudice sottolinea come il trattenimento di un richiedente protezione internazionale costituisca una misura coercitiva che lo priva della sua libertà di circolazione e lo isola dal resto della popolazione, ma è realizzabile solo in presenza delle condizioni giustificative per legge. La domanda di protezione internazionale, aggiunge il giudice, doveva essere esaminata al suo ingresso alla frontiera di Lampedusa. La sua richiesta, sottoscritta a Ragusa, non può essere trattata come procedura di frontiera. Ecco dunque il caso dal punto di vista giuridico, sullo sfondo però di poste contro i magistrati catanesi del ministro Salvini, mentre appunto la Lega tira fuori un nuovo video della giudice apostolico ripresa accanto al marito Massimo Mingrino, funzionario del Tribunale di Catania. Batte
batte le mani al ritmo dello slogan che i manifestanti gridano davanti alle forze di polizia: siamo tutti antifascisti. E poi c'è il video in sé. Esaurito il mistero sull'autore, un carabiniere che allora era in servizio a Catania e per il quale l'Arma ha aperto un fascicolo disciplinare a causa del divieto della diffusione di materiale prodotto mentre si è in servizio, l'anello mancante resta il come siano finiti nelle mani del ministro delle infrastrutture, appunto i video. Lo chiarisca, dichiara il leader 5 Stelle Conte, perché non è tra i suoi compiti istituzionali fare la collezione dei video che vengono fatti per ragione di sicurezza dalle forze dell'ordine. Poco fa è arrivata una severa dichiarazione che sicuramente farà discutere del procuratore generale di Catania, Zuccaro. Dice così che nessuno attacchi la magistratura quando esercita le sue funzioni. Si può anche dissentire, pensarla in maniera diversa, ma un'altra cosa, dice il procuratore generale, è il sindacato sulla magistratura che non può essere fatto sui giornali, altrimenti perdiamo tutti. Così Carmelo Zuccaro, procuratore generale a Catania. Nuovi sbarchi di migranti intanto in Sicilia, a Lampedusa sono saliti a poco più di 700, fra cui un'ottantina di minorenni non accompagnati. Gli ospiti dell'hotspot di Contrada Imbriacola quindi sono arrivati a 700. In 34 sono stati intercettati mentre percorrevano a piedi via Madonna. Altri 48 rifugiati provenienti dalla Tunisia sono sbarcati a Favignana e 8 sono minorenni. Dal 16 ottobre al via in Sicilia la campagna vaccinale contro l'influenza. Possibile prenotare il vaccino presso i medici di famiglia, gli ambulatori vaccinali, ma anche le farmacie. Dall'OMS, l'Organizzazione Mondiale per la Sanità, l'appello a immunizzarsi contro influenza e Covid. Emanuela Corsi. Il richiamo arriva anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dalla Commissione Europea e dal Centro Europeo per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie sull'importanza della vaccinazione contro Covid, influenza e malattie respiratorie. Un appello che arriva soprattutto a fronte di dati che indicano campagne vaccinali in ritardo. E in Sicilia da lunedì prossimo partirà proprio la campagna per vaccinarsi contro l'influenza, il cui picco si registra generalmente tra dicembre e fine febbraio. Il vaccino è consigliato in particolare ai soggetti ad alto rischio di tutte le età, al fine di ridurre la circolazione del virus, ma anche la pressione sul servizio sanitario, semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti, come ricordato dall'ASP di Catania durante la puntata di Buongiorno Sicilia. Categorie a rischio per età o per patologia hanno una raccomandazione maggiore, raccomandata ai bambini dai 6 mesi fino ai 6 anni e i soggetti oltre i 60 anni. In questa fascia di mezzo, cioè dai 6 anni ai 59 anni, è raccomandata ai soggetti che hanno particolari patologie, diabete, malattie cardiovascolari, malattie metaboliche, eccetera. A tutte queste categorie, i cosiddetti fragili, la vaccinazione verrà offerta informativa e gratuita presso gli ambulatori dei medici di famiglia e dei pediatri, oppure presso gli ambulatori vaccinali delle aziende sanitarie provinciali o delle aziende ospedaliere, ma anche presso le farmacie. Nel nostro territorio abbiamo 45 ambulatori di vaccinazione in tutta la provincia e abbiamo un sistema di prenotazione online che abbiamo già in vigore dal 2020 su tutte le vaccinazioni, anche quelle pediatriche, e allora siamo stati i primi in Sicilia a lanciare questo sistema di prenotazione online. Per conoscere tutte le informazioni basta collegarsi sul sito Vaccinarsi in Sicilia. Sarà possibile inoltre la co-somministrazione del vaccino antinfluenzale con quello aggiornato anti-Covid, secondo le indicazioni delle autorità sanitarie. Riforma della sanità in Sicilia. Mancano i soldi per dare vita a 6 nuove aziende ospedaliere e tutto si ferma, almeno per il momento. Manlio Viola. Stop al progetto di addio agli ospedali di piccole dimensioni gestiti dalle ASP, la fuga di notizie su una bozza di riforma della sanità in Sicilia che altro non era se non l'applicazione delle disposizioni previste dalla nuova sanità disegnata in base ai fondi del PNR ha fatto esplodere la polemica. Diffusa l'idea, piovono gli attacchi sull'aumento da 18 a 24 delle poltrone da manager, ma per far questa riforma mancano le risorse, non basta la chiusura dei 7 articoli del DDL che individua le risorse nel fondo sanitario regionale. L'aumento dei manager
Premier comporterebbe anche l'aumento dei direttori sanitari e amministrativi e dunque una spesa insostenibile per una sanità già non semplice da gestire con le risorse esistenti. Da una parte però c'è la CGIL che spara ad alzo zero, dall'altro la funzione pubblica CISL che applaude alla smentita dell'assessore e si dice pronta a trattare, nel mezzo il sindacato autonomo CIMO. La CIMO non è completamente contraria a questa ipotesi di scorporare gli ospedali dalle ASP. Le ASP sono aziende territoriali che devono occuparsi di territorio, solo che noi vorremmo un passaggio, un tavolo dove discutere le eventuali problematiche che si verrebbero a creare per i piccoli ospedali che non possono non essere messe sotto attenta osservazione per evitare che la gente abbia dei disservizi. L'idea embrionale prevede che le aziende sanitarie resterebbero 9, una per provincia, ma si occuperebbero soltanto di assistenza territoriale, mentre gli ospedali uscirebbero dalle ASP. Nelle 3 città metropolitane verrebbero tutti accorpati ad aziende esistenti, mentre nelle 6 restanti province, Caltanissetta, Enna, Agrigento, Trapani, Ragusa e Siracusa, nascerebbero aziende ospedaliere provinciali. Ma per farlo, come detto, non ci sono i soldi necessari a pagare i manager e questo sembra mettere la parola fine all'idea, almeno per il momento. Non sta provocando particolari disagi in Sicilia, a differenza che in altre regioni. Lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale, proclamato dal sindacato di base USB. Tra le richieste alla base dello sciopero, salari e condizioni di lavoro dignitose, anche con l'introduzione del salario minimo per legge a 10 euro l'ora. Cambiamento climatico e inflazione, allarme degli addetti ai lavori per l'agricoltura siciliana. Ascoltiamo il presidente di Coldiretti Sicilia, Ferreri, Francesco Aloi. L'estate non finisce mai, una frase che ormai è diventata un mantra. Se da un lato è tanto amata da chi vuole andare al mare, dall'altro è temuta da chi lavora nell'agricoltura. Nel comparto vitivinicolo il sud del nostro paese ha avuto quasi in alcuni casi anche il 50% di produzione in meno. Cambiamento climatico, ma anche aumento dei costi delle materie prime. Sono 2 fattori che penalizzano il settore primario. A preoccupare il comparto anche la salita dei costi energetici. Questo ovviamente preoccupa, ma qualche intervento e spero una situazione geopolitica un po' più serena potrebbero riportare tutta una semitranquillità. Coldiretti rinnova l'appello rivolto al governo, ma anche ai consumatori. Preferire sempre i prodotti a chilometro zero e tutelare il Made in Italy. Oggi viviamo momenti anche abbastanza complicati perché si comincia a parlare di produzione di cibo sintetico. Devo dire che il nostro paese immediatamente ha bloccato la possibilità sia di produrlo che di commercializzarlo. Ovviamente il cibo sintetico vuol dire annullare tutte quelle che sono le nostre tradizioni e soprattutto la nostra grande storia, che non va dimenticato, che comunque si basa su una cultura prettamente agricola. Tornando sul caro prezzi, sembra un'annata di magra per le olive. Quantità ridotte e ritardo nella raccolta, causati dalla siccità degli ultimi mesi. Significa che l'olio potrebbe costare di più. È una catena che si ripercuote sui consumatori, ci dicono i produttori. A Messina si prospetta un mese difficile per la mobilità. Da oggi partono i lavori di bitumazione un po' in tutta la città e sempre da oggi viene istituita l'isola pedonale permanente sul viale San Martino. Francesco Triolo. Un mese almeno di grandi disagi per gli automobilisti messinesi e per chi arriverà in città. Da oggi scatta a Messina il piano straordinario di rifacimento delle principali strade cittadine con inevitabili ripercussioni sul traffico. Si parte stasera da qui, sul viale Boccetta, una delle arterie più importanti. Per questo i lavori verranno effettuati sempre in notturna, poi il restyling interesserà il Viale della Libertà, la Via La Farina, la Via Adolfo Celi, tutte strade ad alta intensità di traffico. In altre strade il rifacimento dell'asfalto è partito qualche settimana fa, interessata soprattutto la Via Cesare Battisti. In un tratto tra l'Università del Tribunale sino alla Via Garibaldi il manto è tutto nuovo con tanto di segnaletica e cordoli, in quello sino al Via Europa deve essere completato. Ma in città la rivoluzione viaria comporta anche un altro aspetto. Da oggi infatti entra in vigore l'isola pedonale permanente sul viale San Martino. No, assolutamente, anzi per me, io non abito qua, sono sempre di Messina, però vivo fuori. Per me è una cosa giusta, perché alla fine la gente così può camminare a piedi, c'è un sacco di negozi, alla fine che serve? Ci sono tante vie sopra per parcheggiare, la gente si fa 2 passi a piedi.
Io sì, un secondo per spiegare due cose lo trovi un attimino. Perché le strade stanno diventando sono intrafficabili. Voglio dire, scusate, sono impraticabili, è impossibile. Col motorino siamo venuti. Una scelta sulla quale l'amministrazione aveva fatto un passo indietro dopo le richieste dei commercianti, ma che adesso a conti fatti intende intraprendere in maniera decisa, intanto sino al 7 gennaio, ma l'orientamento è quello di estenderla. Incidente mortale questa mattina nel Palermitano, un automobilista è morto per il crollo di un albero finito sulla sua auto tra gli svincoli di Campofelice di Roccella e Cefalù. È accaduto all'altezza del chilometro 175 in direzione Palermo. Catania, scene di ordinario degrado, cartoline poco edificanti da via San Giuseppe l'Arena, dove la strada che collega il centro città con l'aeroporto è una discarica a cielo aperto ed è un pessimo biglietto da visita per chi arriva a Catania. Tonino De Mana. Non si può più dormire neanche sotto i ponti perché a Catania, che sia in centro o in periferia, ogni posto è buono per gettare la spazzatura. Incivili e pendolari dei rifiuti colpiscono senza pietà, trasformando le strade in discariche a cielo aperto e rappresentando una costante minaccia per l'ambiente e per il decoro. Uno degli esempi arriva da via San Giuseppe l'Arena, strada che collega la città all'aeroporto che, a giudicare dalle numerose segnalazioni al nostro numero di WhatsApp 342 7455 005, presenta più di una criticità legata alla sicurezza e al controllo del territorio. Il degrado è sotto gli occhi di tutti ed è un pessimo biglietto da visita per i tanti turisti in transito da e per Catania. Chi segnala lo scempio è quasi sfiduciato, eppure alla vista della telecamera ci viene incontro il suo è l'estremo tentativo per cercare di restituire dignità al quartiere. Passano delle persone, vedono tante cose qua, spazzature che buttano e nessuno, io dalle volte gli dico alle persone guardi che qua non è un posto dove si butta, mi rispondono parole brutte, cose, tanto vale che uno mi faccia i fatti miei perché cercano di alzarmi anche le mani. Sacchetto selvaggio colpisce in tutto il perimetro dell'aeroporto, ma oltre all'inciviltà balza all'occhio il senso di abbandono con la vegetazione incolta che invade la sede stradale e diventa una costante minaccia per gli automobilisti. A microfoni spenti, l'autista di un bus turistico che ha voluto mantenere l'anonimato e per questo rispettiamo la sua volontà di non mostrare neanche il mezzo, ha più volte presentato degli esposti, ma che non è stato mai ascoltato o preso in considerazione. Di fatto la strada è un enorme cespuglio. Ci fermiamo brevemente, tra poco per il calcio, le difficoltà di Catania e Messina in campionato. State con noi. Così di nuovo insieme con il calcio, il pareggio interno del Catania con il Latina fa riaffiorare i problemi evidenziati prima della vittoria di Caserta. Al Massimino finora per gli atenei solo una vittoria su 4 partite. Marco Carli. Dopo la grande vittoria di Caserta era importante capire se alcuni limiti mostrati dal Catania erano stati spazzati via d'un colpo o se erano stati solo in parte mascherati. La partita con il Latina ha fatto propendere più per la seconda ipotesi. L'1-1 di fronte ai quasi 17.000 del Massimino, oltre a rappresentare la terza partita su 4 senza vittorie casalinghe, ha evidenziato nuovamente un problema. Quando le squadre avversarie si chiudono, il Catania sembra non avere un piano B. Il piano B è proprio quello di avere pazienza, non c'è altra soluzione, nel senso che bisogna cercare di trovare soluzioni muovendo la squadra avversaria a destra e a sinistra per poter riempire l'area, perché si rischia solo di prendere ripartenza e fare il gioco che vogliono gli avversari. Sta di fatto che i primi 70 minuti sono stati negativi. Prima il vantaggio ospite siglato da Mastroianni dopo un cross dalla sinistra di Fella, poi una reazione poco produttiva, un palo casuale colpito da Curado dopo un tiro di Silvestri su azione d'angolo. Per il resto palla Chiricò sperando nell'invenzione. Il primo tempo dice solo questo, in avvio di ripresa potrebbe starci anche il colpo del KO, ma è bravo Betters su Fella, pallone sul palo, poi Mazzotta allontana anticipando Mastroianni. Il Catania pressa ma non sfonda fino al gol di Chiricò che sfrutta al meglio il cross di Marsura e di fatto evita la sconfitta. I rossazzurri poi ci provano più con la forza dei nervi che con un'organizzazione chiara e colpiscono l'ennesimo legno della stagione con Buà. L'1-1 finale lascia l'amaro in bocca, il pubblico sostiene sempre ma chiede di più. Giustamente si aspettano di più perché sono abituati ad un calcio dove la storia non lo sto qui a raccontare io, perché Catania ha una grandissima storia. Noi cercheremo sempre, ci mettiamo sempre l'anima e tutto durante la partita. Dobbiamo riscattarci
e riuscire a vincere qua al Massimino. Ancora calcio, il Messina battuto dal Sorrento sul neutro di Potenza tornerà in campo mercoledì sera al Francoscoglio nel recupero contro la Casertana. Prova sottotono dei peloritani quasi mai pericolosi. Sergio Colosi. L'altra faccia del Messina è di Giacomo Modica. L'allenatore, con qualche scelta discutibile, è stato tra le cause che hanno originato la seconda sconfitta in 5 partite. Uno stop imprevisto e meritato, diverso da quello di 2 settimane fa a Francavilla Fontana, quando i giallorossi furono sfortunati ma generosi fino all'ultimo. Al Viviani di Potenza contro il Sorrento, invece, il Messina è apparso svogliato, distratto, senza idee. Modica, determinante nella costruzione della squadra e buon motivatore, ha lasciato in panchina Ferrara, perfetto contro l'Avellino, per schierare Pacciardi, protagonista in negativo e non solo, del rigore trasformato da De Francesco. Male anche il centrocampo, poco geometrico e privo di fantasia, senza Firenze e con Franco apparso affaticato. Non è piaciuta la prestazione del Messina, che ha avuto una reazione tardiva, quasi rassegnato alla sconfitta. Queste partite servono a capire che tipo di campionato possiamo fare noi e che crescita vogliamo avere noi. Io sono contento che abbiamo perso. Se serve a scuotere la squadra, a capire che noi non possiamo giocare questo tipo di calcio, è giusto che queste partite qua alla fine ti lasciano amarezza per il risultato, perché il punto secondo me sarebbe stato giusto, ma non c'è squisitamente niente tecnicamente e quindi sono molto arrabbiato per questo. Giallorossi mercoledì sera in campo al Francoscoglio per il recupero della seconda giornata contro la Casertana e domenica sempre in casa con il Giuliano. 2 appuntamenti per rilanciarsi e archiviare la sconfitta con il Sorrento. In chiusura una notizia: la polizia ha denunciato 46 persone appartenenti alle frange più estreme e violente delle tifoserie di Siracusa e Acireale, e fra loro c'è anche un minore, in seguito agli scontri avvenuti la scorsa settimana fuori dallo stadio De Simone. Sono tutte accusate, queste persone, di episodi di violenza, minaccia e intimidazione. Per tutti i denunciati è previsto il DASPO, che impedisce di assistere a eventi sportivi. Ci fermiamo qui, prossimo appuntamento con TG Sicilia alle 20. Grazie e buon pomeriggio.